pandemia ha messo in evidenza non solo un'emergenza sanitaria, ma anche un'emergenza digitale, perché ha creato delle disuguaglianze digitali educative, in quanto non tutte le famiglie avevano la possibilità di far seguire i ragazzi a distanza le lezioni e l'apprendimento. Lo scorso anno, in concomitanza con l'inizio della pandemia, come IDP Triveneto abbiamo deciso di dare un contributo e un supporto al mondo dell'educazione. In particolare in questo caso abbiamo dotato i ragazzi della quarta classe di tablet. Ricordo ancora l'emozione e l'entusiasmo dei ragazzi nel mese di ottobre, quando abbiamo consegnato fisicamente questi strumenti, che sono stati utilizzati nel corso dell'anno e in particolare sono stati utilizzati per la realizzazione di un project work che hanno effettuato presso alcune aziende del territorio nell'ambito di quello che è il loro tirocinio formativo come parte integrante dell'apprendistato duale. Come Padova, capitale europea del volontariato, siamo molto contenti di aver sostenuto questo progetto di solidarietà per superare il gap digitale nelle scuole. Quindi grazie a IDP, grazie che ha creduto nella formazione e ha creduto nella qualità, nell'istruzione, che è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030.